Salve a tutti, benvenuti nella trasmissione della settimana di Qui Sicilia, a cura del Laboratorio Politico Alba Siciliana, in compagnia di chi vi parla, con l'amico Salvatore Ginaprelli. Salve. Ecco, Salvatore, abbiamo visto l'ultima settimana, insomma, abbiamo fatto buoni numeri e sarà stato, ne parlavamo nei giorni scorsi, merito della copertina o merito del fatto che gli argomenti e le questioni interessano le persone, non lo sappiamo. Però io mi chiedevo se possibilmente ci fosse un nesso di causa-effetto con la frequentazione di pubblico, insomma la partecipazione che tu stai avendo sul tuo profilo Facebook, dove occasionalmente, a differenza mia, comunichi ovviamente per gli amici, per una certa vasta area delle tue riflessioni, e non solo rispondono, eccetera, qualcuno se le ruba pure. Secondo te è il prodotto della nostra attività su YouTube o sono due cose indipendenti? Non lo so. Sicuramente se le rubano vuol dire che piacciono. Questo sicuramente, no? Però, insomma, potrebbero mettere anche, che so io, citazione di gli autori, no? A coloro che seguono l'amico Ginaprelli in quel social che soprattutto vive di parole scritte, iscrivetevi al canale di Qui Sicilia, così appunto potrete anche direttamente essere avvisati quando nel corso del fine settimana vengono pubblicati i nostri video. E tra l'altro, proprio a proposito delle riflessioni che spesso tu fai, Salvatore, sulla le condizioni, le possibilità o certi ostacoli quasi inamovibili, insomma atavici per certi versi, che si frappongono tra la realtà sociale della nostra isola e una sua reale presenza, insomma, quantomeno per se stessa, in un certo senso, una autorappresentanza che invece stenta sempre, fa delle false partenze, delle vere fermate e sembrano che non riesca mai a trovare una formula efficace. Ecco. Io volevo partire proprio da questo aspetto, perché forse c'è un motivo, però che tra l'altro non riguarda soltanto, non ha una specificità nostra locale, ma mi sembra di aver capito che invece si può ritrovare un po' ovunque. E voglio partire da un caso specifico. Proprio l'altro ieri, in questa settimana, ho visto due notizie che mi sono sembrate buone, due piccoli segnali, se vogliamo. Uno riguarda il contesto di Catania, da cui sappiamo che vengono sempre tragiche situazioni, monnezza ovunque, abbandono, amministrazione assente, lo sappiamo, bullismo, banditismo e più ne ha più ne metta, una piccola Somalia in Sicilia, insomma. Però c'è una realtà che si contrappone a questo, lo vediamo plasticamente nelle domeniche, mi pare, quando si chiude al traffico il lungomare, e quindi si popola di queste famiglie, persone con la bicicletta, insomma questo tentativo, questa popolazione che cerca ancora di viverla con civiltà, quella città. E proprio credo, secondo me, da quella stessa parte viene anche una continua attività di controllo e di denuncia con gli strumenti che abbiamo oggi, questi social, le pagine Inciviltà Catania o altre simili, puntano il dito, mettono il dito nella piaga.
Una delle cose più sconcertanti che era venuta fuori recentemente con l'inizio della stagione balneare era un noleggio di pedalò e pattini spuntato dal nulla a San Giovanni Licuti. Per chi non è di Catania, San Giovanni Licuti è in realtà un pezzetto della città, insomma, ormai è inglobato nel tessuto urbano, che si è mantenuto in modo caratteristico, un piccolo porticciolo con delle casette, insomma un luogo molto grazioso, ma comunque davanti agli occhi di tutti. E questo noleggio di pedalò era stato fotografato, ma si faceva anche pubblicità, e anzi su Facebook persone, proprietari o vicini a loro intervenivano dicendo: come vi permettete, questa è la nautica, non so come si chiamava. Insomma, volevano pure conto e ragione, ma era chiaramente una cosa che non aveva nessuna carta in regola. Fatto sta che vedo che i pedalò sono stati messi in vendita al mercatino dell'usato perché l'attività è stata prontamente, nel senso nel giro di pochi giorni, messa in condizione di non procedere perché appunto era abusiva. Allora dico, vedi, lì io sono convinto, non so se Salvatore condividi l'idea, che ci sia un rapporto di causa-effetto tra puntare l'attenzione e i riflettori di migliaia di persone, insomma, su un episodio del genere e allo stesso tempo dire agli organi competenti: ma abbiate pazienza, siete ciechi, muti, sordi. Cioè, in fondo non dovrebbe avvenire così, siamo d'accordo. Però se funziona, per me va anche bene, no? Si segnala un problema, ne si parla in tanti e poi in qualche modo arriva, anche se in ritardo, il soggetto pubblico. Che dici? Se funzionasse come regola? Se funzionasse come regola, è soltanto che funziona e non funziona. Il problema è che sì, c'è una buona porzione degli abitanti di Catania o di chi usufruisce Catania, quindi anche dell'Interland, che ha a cuore la città e appunto denuncia i comportamenti non civili, non in regola. Il discorso dei pedalò comunque evidenzia l'imprenditoria catanese, che in effetti potrebbe essere la capitale economica della Sicilia, però è ovvio che se tu intraprendi una cosa la devi fare in regola, cioè non puoi spuntare dall'oggi a domani e mettere su un qualcosa che poi non ci paghi le tasse e tutto. E il problema a Catania, non lo so, siamo un pochettino contraddittori perché è la stagione estiva e quindi la stagione turistica. Leggevo che la Sicilia, in particolare Catania, è una meta ambita dai turisti, però poi non lo so, la gente accumula tanta di quella immondizia e dà un'immagine, ma la colpa è della gente, sicuramente è l'amministrazione che, non lo so, assente, da chi dovrebbe garantire il servizio, cioè ci sono delle colpe, però voglio dire, una città ambita dai turisti, che magari noi che la viviamo ma non diamo il giusto valore delle cose che abbiamo, però ci viene riconosciuto dall'esterno, e invece di essere orgogliosi, di mantenere questo gingillo, di migliorare certi aspetti, ma non soltanto per i turisti. In prima persona la città viene vissuta dai propri residenti, dai propri abitanti, quindi anche per chi la vive.
Ci vorrebbe forse non soltanto la segnalazione da parte del Tantam sui social, che ben venga, perché è un modo per diciamo collaborare con la cosa pubblica, però è anche vero che forse ci vorrebbero più controlli. Quando eravamo in lockdown si usavano i droni per andare a cercare chi correva la spiaggia, cioè insomma i mezzi ormai ci sono per individuare, prevenire chi è che ti butta la spazzatura, chi non posteggia nei luoghi giusti, chi atti di bullismo o di microcriminalità, che sono tante cose che allontanano e che poi magari con il tantam contrario di chi viene a visitare la città e poi trasmettono nei loro paesi, tra gli amici, e facciamo un danno, perché poi anche se volessero venire avendo un'immagine così andiamo in perdita e sinceramente dal punto di vista economico già noi abbiamo fame di lavoro qui giù da noi. Veniamo da una situazione di 2 anni di chiusure a singhiozzo anche, poi una situazione economica che si sta evolvendo in questo periodo e ci facciamo sfuggire le opportunità, e allora vuol dire che un pochettino ce li cerchiamo. Per funzionare lo strumento dei social vuol dire che le persone non devono essere troppo spaventate. Storicamente il primo passaggio necessario è stato questo, cioè da una situazione nella quale il singolo testimone della vita della sua città poi però non si azzardava in qualche modo a mostrarsi critico verso la situazione per paura di ripercussioni personali. Allora, per me già aver rotto il meccanismo della paura, più o meno fondata che fosse, è già un grosso passo avanti. Tra l'altro anche perché poi quando avviene come comportamento condiviso, cioè come si fa poi a fare ritorsioni su centinaia, migliaia di persone? Diventa complicato, no? Quindi il non essere isolati nel denunciare quello che non va. E questo è già un punto di partenza. Sì, a proposito della deterrenza, così parlando con una persona che fa il vigile urbano a Catania, diceva sì, noi facciamo le multe però poi non le pagano. Secondo me ci vuole una normativa che se tu vieni beccato che butti la spazzatura o fai contravvieni a un regolamento o a qualcosa sanzionabile con una contravvenzione, secondo me bisogna fare una legge dove gli sequestri, gli fai il blocco amministrativo su, che so io, una macchina o qualcosa. Solo nel momento in cui risulta il pagamento gli dai lo svincolo dal blocco amministrativo. Se non si fa questo, credo che trovi il tempo che trovi. Accanto a questo esempio, insomma, di storia per ora, tra virgolette, a lieto fine, poi per carità, come dicevi tu, io per esempio lì a San Giovanni di Cuti un noleggio di pedalò ce lo vedrei più che bene, anche 2, è un elemento che non è che stia male, non inquina, non fa rumore, non è pericoloso, è un ausilio simpatico nel vivere il mare anche per i ragazzi e tutto. Peccato che appunto, come dicevi, o si fa alla malandrina o non si può fare, e allora meglio niente a quel punto. Meglio niente che invece un presidio di illegalità. Tra l'altro questi pedalò avevano bei nomi, si chiamavano Moschino, Versace, insomma roba mica Gucci, cioè abbi pazienza. Quindi già il nome portava anche a un prezzo. Ti stai prendendo il pedalò di Dolce & Gabbana, capito? Vuoi mettere tutto leopardato e vabbè. E invece andiamo al secondo esempio che io voglio mettere insieme al primo per poi arrivare alle mie conclusioni più, diciamo, di portata generale. Andiamo in provincia di Agrigento,
sul mare anche stavolta, perché effettivamente il mare è una delle poche risorse che ancora ci sono in Sicilia, e parliamo delle coste, l'eterna lotta tra il demanio e i privati e gli imprenditori, tutta una gara, imprenditori grossi, piccoli, quelli che fanno i residence, quelli che mettono il chiosco, insomma a tutti i livelli. E praticamente un'associazione che è molto presente sui social, tant'è che l'ho potuto conoscere per questo, che si chiama Mare Amico, che è un'associazione nazionale ma ha questa sede, insomma, ad Agrigento. Si è fatta anche negli anni scorsi portatrice di tante questioni anche sugli sversamenti industriali o non, tipo dei frantoi nei corsi d'acqua che poi ovviamente arrivano a mare, fognature non a norma, insomma tutti gli aspetti che riguardano la tutela ambientale. E questa volta era partito da un discorso di un chiosco che appunto era comparso dalla notte alla mattina sulla spiaggia, e c'erano le foto, e chiedeva appunto di capire, insomma, è giusto o non è giusto, e poi era pure piuttosto brutto, diciamo una baracca, va? Ecco, piuttosto squallida nel contesto. E sullo stesso spazio suo replicava qualcun altro: ah, ma perché di quell'altra cosa invece non ne parli? Noi che non siamo della zona ci chiediamo: ma qual è l'altra cosa? E l'altra cosa invece è una struttura grande, piuttosto imponente, un albergo, ristorante, quello che vuoi, che si chiama Maddalusa Lounge Beach, che aveva anche il sito internet, insomma, fino a pochi giorni fa andava alla grande. Chi vuole può anche approfondire e cercare, c'è anche il numero di telefono per prenotazione e tutto, ma credo che al momento non servirà a telefonare, perché cosa è successo in pratica? Altri hanno evidenziato che questa struttura, nata recentemente nel 2019, pare che non avrebbe ragione di esistere dal punto di vista urbanistico, legale, dei permessi edilizi, di tutta questa roba, però esiste. E ultimamente, proprio come lavori per quest'estate, si erano organizzati i gestori con un grande lavoro di sbancamento per realizzazione di rampe di discesa, essendo un pochino alta, per scendere fino a mare, dove avevano fatto anche tutto un parcheggio, insomma tutta una situazione. Se non fosse che, siccome il terreno, chiaramente fai le cose un po' a come viene, il terreno non era adatto, non era solido, quindi si è franata sta mezza strada, è successo un macello praticamente. E un personaggio curioso, abbastanza conosciuto ad Agrigento, credo che sia un avvocato che si chiama Arnone, Giuseppe Arnone, si fa chiamare lo sceriffo, insomma uno un po' pittoresco, però su questa vicenda ha fatto un video, uno di tanti, e ha proprio detto: ecco, questo posto è abusivo, insomma ha fatto, come si dice, un casino. Cosa succede? Che grazie alla sua attività di forte e chiaramente anche lì potremmo dire coraggiosa, temeraria, incosciente denuncia, incosciente per la sua incolumità, la vicenda è arrivata agli interessi del giornalismo, diciamo, e il Fatto Quotidiano ne ha parlato. Fatto Quotidiano, giornale nazionale, ne parla il Fatto Quotidiano, e il giorno dopo arrivano i carabinieri e mettono il sequestro giudiziario a tutta la struttura. E fine della storia. Ora, poi chiaramente si vedrà chi ha ragione e chi ha torto, non entriamo nel merito. Quali sono i due aspetti che secondo me sono importanti per queste due vicende, appunto, sia Catania che Agrigento? Primo, ormai abbiamo citato il giornalismo, parliamo del giornalismo. Quella carta per incartare il pesce che passa sotto il nome del quotidiano La Sicilia non si può definire in altro modo, perché sapete come ha riportato la notizia? L'ha riportata dopo che ne aveva parlato il Fatto Quotidiano, riportando quello, cioè la notizia era che il Fatto Quotidiano ne aveva parlato, quindi parandosi il di dietro, cioè, se casomai
non mica io, andate a parlare con Travaglio, cioè lo squallore, la tristezza della vigliaccheria, quella sì di una redazione, di un direttore, di un apparato di informazione che è proprio il monumento alla pavidità. Quindi complimenti, purtroppo già sappiamo che non comprare i giornali non basta per farli fallire, perché vanno avanti lo stesso, perché servono solo come meccanismo di propaganda, però devo dire, per la Sicilia non saprei che altro consigliare, insomma. Però c'è una scuola del parafulmine, mi sa che la usano tanti. La Sicilia col fatto che il Presidente del Consiglio alla domanda della giornalista dice rivolgetevi alla Svezia e alla Finlandia, cioè insomma è una scuola di pensiero. Beh, direi quasi una religione. Una religione. Sicuramente una fede molto radicata in certi contesti. E quindi, punto primo, parlavamo dei media, dei social, perché ormai il mestiere, diciamo, del reporter, tra virgolette, lo fa ciascuno di noi col suo cellulare in mano, anche perché deve subentrare o fare supplenza rispetto a chi teoricamente sarebbe di professione in quel ruolo, e invece insomma mena il can per l'aia e fa il pesce in barile. E quindi già questo non aiuta noi, ma a questo punto aiutiamoci da soli, facciamo rete e lasciamo perdere appunto i professionisti dell'informazione, visto che sono così mal ridotti. Ma andiamo a un altro punto, che è quello dove volevo arrivare, il punto della rappresentanza della politica nelle sue forme di organizzazione in partiti e compagnia bella. Mi sono chiesto da parecchio tempo come mai, parlando in Sicilia, insomma, ma come ho detto la cosa non riguarda solo da noi, stentavo personalmente a trovare delle forme di vicinanza, insomma, o di condivisione di proposte anche abbastanza nuove nell'ambito della rappresentanza di un'opposizione, nello specifico a determinate forze di governo, insomma, a partire dall'esperienza tragica diciamo del Movimento 5 Stelle, ma andando anche in cose più locali, partiti e gruppi sicilianisti, eccetera. E mi sembrava sempre che mancasse qualcosa, soprattutto perché alla prova dei fatti non vedevo in questi organismi una azione sui territori, che vuol dire provincia di Trapani, il gruppo locale di quello che sia, nuovi sicilianisti, Sicilia Indipendente, chiamatele come vi pare, puntano l'attenzione su una scuola abbandonata, un esempio di degrado, una piazzetta da risanare, una qualsiasi cosa, dalla più banale alla più significativa e grossa, insomma, è importante per le comunità. Mai una volta che venissero fuori questa forma di presenza, che appunto di problemi in Sicilia ce ne sono tanti, non c'è che l'imbarazzo della scelta, quasi da far sembrare che invece tutto il discorso è fare 2 post su cose molto generiche e ricordare qualche anniversario e pensare che questo basti al siciliano per dire: oh, perfetto, bene, questi stanno lavorando anche nel mio interesse. Ma no, non è così. Quando appunto vedi le associazioni, in certi casi, che si pongono questa dimensione, che per certi versi a volte va anche oltre la loro natura, perché quella fatta da questo gruppo di Agrigento era un'azione politica, secondo me, civica e politica, poi per carità, però appunto se non lo fa nessun altro, meglio che ci siano loro. Ma devo dire, a livello nazionale non sento nessuna delle sigle, né dei partiti che poi li vedi sempre da Vespa, in tutti i contenitori, a parlare in generale e a parlare di se stessi in fondo, no? Perché poi ci arriveremo. Tutta la questione è: ma Grillo rispetto a Conte, con Draghi che gli diceva mandalo via, cioè il grande fratello sotto forma di mondo della politica, o l'isola dei famosi, e il mondo reale vada a farsi benedire, non esiste, non interessa a nessuno.
Allora io dico, se questa è la proposta, se questa è l'offerta che viene dai partiti, è giusto che ancora e finché sarà così la diffidenza prevalga in tutti noi, perché non funziona, così come non funziona un giornale che non dà le notizie ma sta nascosto per non pestare i piedi a nessuno, e quello è carta sprecata. Per me è un partito sprecato, è un inutile assembramento di persone, un'entità che poi non si occupa di niente nella realtà del sociale, della vita. Perché non lo fa? Su questo chiedo anche il tuo parere, Salvatore. Io avanzo un'ipotesi: perché non ci si sporca le mani, si suda, diciamo, a fare attività sul territorio, si pesta qualche piede, si rischia di farsi qualche nemico, tutte quelle cose che, certo, non sono tranquille e comode, ma perché dovremmo avere fiducia e dare consenso a delle persone che non vogliono rischiare, non vogliono fare nulla e vogliono solo sedersi in qualche poltrona e basta? Secondo te qual è il motivo per cui queste forze politiche non stanno nella realtà sociale che ci circonda? Già qualche volta io qualcosa l'avevo accennato. A livello nazionale, ma anche a livello locale, c'è uno scollamento della politica con la realtà quotidiana, cioè del vissuto quotidiano della gente. Cioè i partiti hanno assunto come priorità il mantenimento della propria diciamo dominanza sull'altro, e quindi siamo ritornati in un certo qual modo al Medioevo, dove ci sono i due signorotti o 3-4 signorotti che si fanno la guerra l'uno contro l'altro, magari prima c'è un'alleanza che poi magari cambia, ma lo scopo non è quello di risolvere i problemi dell'agenda, del paese, che dovrebbe essere il compito della politica, dico sempre con la P maiuscola, ma è solo e semplicemente cercare il modo per rimanere sempre a galla, così se non ci mettiamo d'accordo il centrodestra perde, così la sinistra, eccetera, i grillini, eccetera, eccetera. Cioè, tutto gira attorno a questo. Poi, con tutte le problematiche che ha questo paese, spunta il Ius Scholae, di che cosa stiamo parlando? Oggi la gente, al di là del discorso se è giusto o sbagliato, o Ius Scholae o Ius Soli, eccetera, ma in questo momento, come scrivevo su Facebook, a Don Bippino, per rimanere qua in zona, gli devi dire come risolvere i problemi che c'ha tutti i giorni, come risolvere il problema che qua adesso con 20 euro di gasolio, se prima facevi 200 km, ora ne fai 150. Ci sono problemi, ma non interessa, a loro non interessa. Altro discorso è a livello diciamo locale. A livello locale tutti quei partiti o forze politiche che si richiamano a quelle nazionali hanno lo stesso, diciamo, la stessa mentalità e lo stesso modo di agire. Il mondo sicilianista è da 77 anni, ci sono stati tentativi, controtentativi, però è un discorso che poi rimane entro quei 4 che si seguono, perché fin quando non si capisce, e mi ripeto, è inutile essere ancorati a situazioni anacronistiche, perché
e di questo se lo ascolteranno sarò criticato, però uno le deve dire le cose. Cioè, ci sono situazioni che ormai fanno parte del passato, che magari è giusto per non perderne memoria, ma nei giusti momenti non si può limitare alla marcetta del Vespro, perché la gente che passa lì la vedrà come una cosa folcloristica, forse magari li prenderanno per ridicoli. Qui, ripeto, a Don Pippino, a Don Calogero, così, interessa dirgli cosa vogliamo fare per assicurare i maccheroni nel piatto. Parliamoci chiaramente, abbiamo tanti di quelle problematiche e lo sappiamo, l'acqua, le infrastrutture, i trasporti, e quindi anche le ferrovie, l'immondizia, ce ne sono tante di quelle problematiche. E allora quando ci si propone, si deve proporre con già delle idee belle chiare. Ora, io avevo scritto così per buttarla lì, certo ovviamente ci vuole uno studio di fattibilità e ne avevamo parlato qualche altra volta. Per esempio, Termini Imerese, che è chiusa, si sono mangiati i soldi, soffrono i lavoratori che sono stati buttati fuori e tutto un indotto che c'era dietro. Perché non fare un consorzio o qualcosa, se è possibile, facendo gli studi opportuni con la regione, le università siciliane, i privati che vogliono investire, quindi una sorta di sì, e mettere in produzione qualcosa. E quindi potrebbe essere salvare posti di lavoro, crearne altri. Perché non abbiamo avuto voce in capitolo quando che era Intel, mi sembra, voleva qua a Catania impiantare qualcosa e non abbiamo sollevato solo su Facebook e basta, non si è fatto nessuna protesta, eccetera. C'è un ministro della Repubblica che deve essere super partes, no, Catania non è buona, il Piemonte, eccetera. Sono queste cose che bisogna diciamo portare sul terreno. La spazzatura, che cosa vogliamo? Non vogliamo i termovalorizzatori, ma allora proponi qualcosa. Proponi che, non so, che le discariche ritornino a essere una gestione pubblica. Sono cose che io butto lì, non è che poi le infrastrutture, cioè, adesso non me ne vogliono gli amici sicilianisti. Dobbiamo cambiare anche un pochettino il nostro come ci vediamo noi, cioè nel senso che è inutile che come diceva nel Gattopardo, il siciliano è ambivalente, o si crede a un Dio e allora così è guai se ti criticano, eccetera, oppure ti butti a terra. Dobbiamo essere coscienti di quello là, dei nostri limiti e delle nostre a nord esigenza acqua. Già si stanno cooperando per razionare, cioè si viene incontro, poi anche là faranno le malefatte, eccetera. Qui questa cosa atavica che non ci dobbiamo sbracciare le braccia, cioè le maniche, per iniziare a fare qualcosa. Altrimenti rimarremo sempre così su Facebook a parlarci e a fare le nostre sfilate folcloristiche con i tamburini avanti e basta, e non si risolverà mai niente. Se puta caso qualcuno vorrebbe ascoltare, cosa ascolta? Canepa, Giuliano, non sono questi in questo momento i pescatori, cioè, che si devono chiudere
le barche, perché già il carburante costa tanto, poi tutte i bastoni tra le ruote che mette l'Europa per le quote della pesca, la quote latte, un'agricoltura, tutto il filone agroalimentare nostro che non fare delle proposte, cercare di dire: guardate, il nostro programma, al di là dello statuto, al di là chi è che porta la ZES, eccetera, non lo so, c'era una legge, una direttiva regionale, che forse risale a Lombardo, che diceva che per le mense scolastiche bisognava assicurare una percentuale di prodotti locali. Bene, implementiamo questa, cioè si fa una proposta, ampliamola, non soltanto le mense scolastiche, ma tutte le mense di comunità, quindi non lo so, nei conventi, nelle caserme, così, della regione, e almeno il 60-70% dei prodotti utilizzati devono essere. Un'altra proposta, si parla della moneta complementare, che sono certificati di credito fiscale, si danno le casalinghe, però che lo puoi per comprare beni la cui filiera è locale, e incrementi, oltre a fargli un favore alla casalinga, oppure un'altra idea, abbiamo un istituto di credito regionale, no? Si fa carico di dare, invece dei buoni pasto alle aziende, di fornire delle card. L'imprenditore ricarica di volta in volta queste card al lavoratore, e con le stesse cose che può comprare solo prodotti, magari mettendo un codice particolare, un QR, nei prodotti che hanno la filiera qua. Mi fermo, perché potrebbero anche non essere, cioè quello che sto dicendo io magari non è fattibile, avrà le sue limitazioni, però se non si buttano giù idee reali del quotidiano, allora rimaniamo qui a suonare i tamburi. Nella pratica, appunto, poi sappiamo che se si vuole arrivare a dare una rappresentanza nelle istituzioni, e i meccanismi sono l'unione delle varie forze che esistono e la convergenza nelle proposte di candidature. Ora è chiaro che, l'abbiamo detto, nelle scorse settimane è passata la vicenda di attualità delle elezioni amministrative, ha dato i suoi risultati, insomma le valutazioni poi possono essere di vario genere, ma comunque fatto sta che si è aperta l'inizio della complessa macchina che punta al prossimo appuntamento, che dovrebbe essere il prossimo autunno, delle elezioni regionali. Di fronte a ciò, chi è già in possesso dei ruoli guida si preoccupa legittimamente di conservarlo contro suoi simili o contro nuove eventuali minacce, diciamo, di concorrenza. Chi non è in quella condizione dovrebbe preoccuparsi e lavorare per conquistare degli spazi, no? E quindi dovrebbe basarsi su tutto ciò che abbiamo detto, che per me non è negoziabile, quindi lo voglio dire in modo piuttosto chiaro. Finché non vedrò qualcuno che prima di me e meglio di me mi dà il buon esempio nelle varie zone, province, un po' a macchia di leopardo, ma comunque in maniera sufficientemente significativa, di portare l'attenzione e di muoversi su questioni specifiche finché non arrivano a una qualche soluzione, io non vedrò in nessuno di loro, una realtà interessante,
e meno che mai mi verrà particolare propensione a muovermi in quel modo, perché se poi mi devo muovere da solo su quelle formule non serve a nulla prima di tutto, e poi soprattutto non capisco per quale motivo e cosa vorrebbero ottenere. Ma a parte ciò, che riguarda appunto l'esserci non solo durante la campagna elettorale, no, Salvatore? Perché noi ci ricordiamo che qualche anno fa, quando i siciliani sono andati a votare per il presidente della regione, c'eravamo un po', avevamo dato il nostro contributo. Poi il giorno dopo delle votazioni si sbaracca tutta la faccenda, abbiamo scherzato, perché non abbiamo preso, non dico il 51%, ma l'80%, non so qual era l'obiettivo. I siciliani non meritano niente, arrivederci e grazie. Poi, passati 4-5 anni, ci si ripresenta nella situazione. Non l'ho mai trovato un modo serio di fare. Le cose di cui stavo parlando, appunto, i due esempi che ho fatto, ma soprattutto quello di Agrigento, che ha avuto proprio un'azione da parte di un'associazione, non era in campagna elettorale, non c'entra nulla. L'azione sul territorio non ha nulla a che vedere con le date in cui si va a votare. O si capisce questo, oppure ricominceremo sempre la tela di Penelope a volerla fare in un mese dopo che l'abbiamo disfatta per 4 anni. La vedo difficile. Ma voglio arrivare al punto invece, che è quello proprio del lavorare sulle possibilità reali. È chiaro che il campo sicilianista deve in qualche modo trovare le sue convergenze, come più o meno era riuscito a farlo in una certa misura a suo tempo nel 2017, e quindi nessuna singola forza possiede né la rappresentanza in tutta l'isola e né la rappresentanza di tutto l'elettorato raggiungibile. Quindi deve guardare al di fuori di se stessa, inevitabilmente. Poi può decidere quali sono i limiti, i pregiudizi, le pregiudiziali, diciamo. E invece è successo che qualcuno ha già presentato il suo candidato alla presidenza. Ora, sarò superficiale, io non avrò capito il potenziale dialogico e di questa mossa. A me non sembra un'apertura mettere lì un nome dicendo il nostro candidato è questo, a meno che, non so tu come la vedi, è il nostro candidato è questo, cari amici, tirate fuori il vostro e poi arriveremo a stabilire quale sarà quello di tutti. Vogliamo vederla ottimisticamente così, o è una cosa che ha l'aria di dire questo è e va bene così, abbiamo già deciso noi? Il variegato mondo sicilianista ha sempre avuto i vari generali e le varie gelosie, e continuerà ad essere così, anche se c'è stato a Pergusa, si sono riuniti, hanno fatto questa specie di accordo, a maggior parte, però all'interno poi c'è chi la vede in un modo, c'è chi la vede in un altro modo. Per il partito di cui tu fai riferimento, che già ha annunciato il nome della propria candidata, perché è una donna, dobbiamo capire la psicologia di questo movimento, cioè sta portando una strategia sua. Tu accennavi che noi avevamo dato il nostro contributo. Io rimprovero solo una cosa, solo una cosa, tante cose dovrei rimproverare, però comunque, come dicevi tu, abbiamo preso lo 0,7, quello che era, che visto così in percentuale è irrisorio, ma se lo vedi in unità erano circa 15.000 siciliani che comunque in qualche modo aveva attenzionato questo movimento. Invece di abbattersi
bisognava vedere il bicchiere, invece di mezzo vuoto, bisognava vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè bisognava intendere 15.000 persone erano dei semi che bisognava coltivare con le cure più amorevoli di questo mondo. Se tu dall'oggi al domani sparisci, è chiaro che quel potenziale non ce l'hai, te lo sei giocato. Non so se hanno fatto bene o hanno fatto male. Io però intravedo in questa scelta è una carissima amica, per cui la sua persona è coraggiosa e da ammirare. Però io vedo sempre un giochetto dietro, cioè ho paura del discorso vai avanti, armiamoci e partite, cioè mettere avanti qualcuno per non bruciare qualche altro. Chi ha orecchie per intendere intenda. Tra l'altro consideriamo anche un fattore che è emerso proprio dalla campagna elettorale delle amministrative, in particolare a Palermo, laddove questo mondo sicilianista così pieno di distinguo, di rigore o di rigidità ha rotto un tabù, perché almeno proprio stiamo parlando dello stesso partito, dei Siciliani Liberi, ha fatto un'alleanza per il sindaco di Palermo con un partito italiano, si chiama Italexit, c'ha pure il tricolore nel simbolo, quindi cose inaudite. E allora, io personalmente, che questo discorso della pregiudiziale anti-italiana non l'ho mai considerato in assoluto un dogma, perché dipende dalle circostanze, sempre, come dice, posto l'ideale, la situazione ideale, nel momento in cui quella non c'è, si vede un po' che cosa si può fare, piuttosto che non fare nulla. Ma comunque, visto che quelle stesse persone hanno deciso ciò, a maggior ragione nella situazione anche un po' di evoluzione, di novità, ci sono tante realtà. Adesso a metà luglio ci sarà a Napoli il congresso di Ancora Italia, che ha una rappresentanza nazionale, cioè ha un profilo nazionale, ma sicuramente non è indifferente a questa parte del paese, il centro-sud. Il suo presidente Francesco Toscano vive in Calabria, non viene, ma sta proprio lì. Quindi in questa dimensione, con la stessa realtà di paragone Italexit, cioè sarà necessario per chiunque, anzi indispensabile per chiunque voglia realizzare qualcosa di significativo nelle prossime regionali, interloquire nel modo più ampio possibile. Invece chiudere su una dimensione già precucinata, se vogliamo, non mi sembra che sia la via più remunerativa in questo senso. Che poi, come dicevi tu, Salvatore, ciò prefiguri non l'ingenuità ma l'eccesso di furbizia, perché in realtà il partito stesso si toglie in effetti dalla mischia, e poi possibilmente fa un gioco di un altro tipo, che però non abbiamo nessun elemento per dirlo, e tra l'altro neanche mi interessa più di tanto. Nel momento in cui una serie di personaggi si giocano il proprio consenso numerico che hanno, insomma, per ragioni di tutti i tipi che non siano quelle che si possono esprimere pubblicamente, già andiamo in un altro campo che per me non ha più nessun interesse. Ma appunto, perché non si è pensato di tastare prima il terreno, di creare un momento di condivisione? A sinistra il fronte progressista, come l'hanno ribattezzato, dovrebbe fare ste primarie con gli zombie a 5 Stelle, hanno tirato fuori pure una candidata, insomma, almeno fanno finta di non essere totalmente subalterni al PD.
ma in un campo dove la subalternità non c'è da parte di nessuno, perché obiettivamente non c'è questo fattore, si poteva o si potrebbe ancora aprire il confronto per dire, insomma, decidiamo insieme quale potrebbe essere la squadra, il candidato, eccetera, e il programma, possibilmente dandosi anche un po' una mossa, perché oppure non ci credono proprio e l'hanno buttata così nell'inverosimile, se vogliamo, perché poi figuriamoci come potrà andare se altri soggetti saranno comunque presenti. Secondo me ci sarà l'effetto Palermo, 2 forze di alternativa piccole che prendono ognuna la metà di quei pochi consensi, no? Andrà così anche alle regionali? Ma alle regionali è palese, no? Cioè vincerà una delle due schieramenti, perché come dicevo anche per le amministrative, ormai chi è che va a votare sono diciamo i servitori dei viceré, o l'uno o l'altro, cioè sono già strutturati. E andrà qualcuno convinto dei sicilianisti, ma il risultato è palese, si dovrebbe tentare di coinvolgere, di attingere i sicilianisti da tutto quel mondo dell'astensionismo o dei 5 Stelle che è delusi, ma ce ne vuole, bisogna fare un'azione non indifferente. E ci vogliono soldi, quindi pubblicità, parlare di cose serie e che la gente vuole sentire che si parli. Non lo so, il discorso, vedi, il mondo sicilianista ripeto, è un pochettino curioso, perché si sono alleati con un partito che c'ha il tricolore, eccetera. Bisogna essere anche realisti. Se tu non hai la forza, e poi palesemente il nemico del mio nemico è il mio amico, cioè in quella circostanza io non ci trovo niente di male, cioè ti allei nella speranza di poter comunque sfondare un muro e magari che una persona, 2 persone le piazzi, poi fai la tua politica che vuoi fare. Ma non è perché tu ti allei in una cosa elettorale, tu stai abbracciando una determinata ideologia o stai rinnegando qualcosa. E sono tutte strategie. Come si dice, in guerra e in amore ogni cosa è lecita. Certo, io non so questa candidatura da che cosa sia uscita. Io non faccio più parte dei Siciliani Liberi, per cui non lo so. Io so soltanto che è una brava persona, coraggiosa, così, però come scriveva un altro sicilianista, dice ma non è conosciuta, e lo so che non è conosciuta. Questo già è un errore, per questo ti dicevo queste tattiche di vai avanti che a me viene da ridere. Ti devi esporre, non devi fare, si parte. Io per esempio a questa amica qua non ho nessuna difficoltà a dirlo, per quel pochettino che posso fare la voterò, però è persa in partenza, insomma, parliamoci chiaramente. E poi anche alle amministrative di Palermo, fate due calcoli, e da lì dovete tirare un pochettino le conclusioni. Sono appunto portato a dire che comunque queste elezioni ci saranno, e quindi chi arriverà malamente e senza aver fatto ciò che era necessario ne vedrà
gli scarsi risultati. Nel quadro che possiamo delineare oggi, perché se chi ci ascolta si ricorda, tempo addietro siamo partiti un po' con questo proposito, insomma, avere una continuità di attenzione sulla politica regionale, chiaramente in vista di quell'appuntamento che è importante perché si chiude un'esperienza e si riconferma oppure si va verso qualcos'altro. Allora, io come ho detto non parlo, come tu dicevi, io non sono più in Siciliani Liberi, nessuno dei due sta parlando da una posizione che è in gioco. E allora semplicemente da osservatore e da elettore non si può non notare l'elemento un po' per certi versi possibilmente anomalo, possibilmente fastidioso, che non voglio dire che sia buono, rappresentato dalla proposta piuttosto aggressiva lanciata da Cateno De Luca. Perché che Cateno De Luca sia figura del tutto omogenea allo status quo, direi di no, perché altrimenti sarebbe stato bello e tranquillo, dice, beh, fatemi sapere se bisogna cercare di far rieleggere Nello Musumeci, lavoriamo tutti in quella direzione, perché se no finisce come nel 2012 che non furono compatti a destra e vinse la parte opposta. No, io non sono in grado di dire se sia un ruolo di agitatore, diciamo, fine a se stesso oppure no. Lo deciderà anche lui o lo dimostrerà lui in base a quali contenuti porterà nella sua campagna elettorale, se vuole veramente attirare l'attenzione, come tu dicevi farsi conoscere e rappresentare un vero polo di attrazione per il voto astensionista, per il voto di protesta. Io per ora registro che c'è lui che fa le conferenze stampa, che si affianca a figure altrettanto agguerrite, non ne discuto la qualità, ma l'ex 5 Stelle Giarrusso, il Lavardera, sono persone che sanno comunicare, quantomeno questo bisogna riconoscerlo, anzi nella linea attuale vincente dei like su Facebook hanno molti followers, poi che siano anche voti, questo non lo sappiamo. E allora io dico che non mi accontento fondamentalmente del qualcosina. Se si dovesse arrivare al punto per cui, questo ce lo vedremo a fine settembre, insomma quando saranno chiuse le liste e tutto, che l'unica possibilità per levarsi di torno e dare il giusto e meritato riposo coi suoi cavalli, che vada a farsi le passeggiate con Furia Cavallo dell'Ouest al signor Musumeci, fosse nella figura di De Luca, senza altre possibilità, ma io personalmente non avrei alcun dubbio, proprio solo per riuscire a ottenere quel risultato, di archiviare un'esperienza che per quanto mi riguarda non ha dato ciò che prometteva, più che ciò che desideravo io. Quindi questo è il mio punto di vista sull'argomento. Avremo, penso, più che abbondante modo per vedere una persona che appunto non perde tempo, non dorme, fa anche le dirette in costume da bagno, insomma è molto presenzialista se vogliamo, è molto estroverso, che cosa porterà come suo profilo di aspirante presidente della regione. E se sei d'accordo, Salvatore, andrei a questioni che ci riguardano come parte di quella che ci ostiniamo a voler chiamare una nazione, e ancora tema sul quale io poi avrei un pensiero, insomma, da proporre proprio in questo tavolo eventuale, no, di dialogo tra una realtà siciliana, una società, una cittadinanza siciliana e forze nazionali, e dire non partiamo più da un presupposto che ormai non ha fondamento, partiamo da una sorta di tavolo diplomatico come se fossimo l'ambasciatore di Venezia e non dico l'ambasciatore di Costantinopoli o di Istanbul, ma comunque un altro soggetto
distinto e separato e cerchiamo le convergenze e le ragioni che ci uniscono, perché darle per scontate, secondo me, oggi, definendoci italiani, è semplicemente un'illusione e nega la realtà dei fatti. Invece facciamo che veniamo voi da Marte e noi da Venere e vediamo se riusciamo ad avere una lingua in comune, perché di fatto ormai è così, insomma, l'abbiamo visto. Tu parlavi della siccità al nord e noi rimaniamo lì a vedere questa mobilitazione, eccetera. Per questo, come tutte le altre questioni, c'è una distinzione enorme. Non c'è questo terreno condiviso. Se lo si vuole, se lo si desidera, va ricostruito da zero. Oppure no, insomma, oppure saremo divisi e contenti. Ma tornando all'attualità, questa situazione un po' complessa che si è venuta a creare con l'alleato ex 5 Stelle unico che ora è diventato 5 Stelle doppio, la scissione di Di Maio, l'individuare Conte come una spina nel fianco proprio perché è ancora più libero di prima con i suoi parlamentari di creare problemi alle scelte più cruciali, insomma, del governo Draghi. Salvatore, secondo te stanno riuscendo nella narrazione che per 3 mesi ci ha detto chi non salta putiniano è ed è un nemico della patria, e il signor Conte in questo caso e chiunque altro mette i bastoni tra le ruote all'atlantismo così definito di chi dice che va bene tutto, armi all'Ucraina eccetera, è un nemico e via di seguito. Secondo te la società italiana sta seguendo questa narrazione? Sono tutti d'accordo nel dire che Conte è un brutto cattivo come Putin e che gli altri invece sono quelli buoni? Beh, ma Conte dice una cosa e poi quando si tratta di votare vota le decisioni del governo. Quindi secondo me, come ha detto qualcuno più, diciamo, autorevole di me, stanno recitando le loro parti, è un teatro. Tutti quanti, cioè, tu hai questa parte, tu devi seguire questo copione, cioè non è che c'è più una politica opposizione, eccetera. Ci stanno portando alla distruzione e come dico sempre, come una matriosca, si può dire ancora matriosca, vero? Perché è russa la matriosca. La Sicilia e la bambolina dentro viene sballottata e così assume, purtroppo subisce le decisioni che ci stanno distruggendo. Poi del resto che non esista proprio più un'Italia unica, eccetera, eccetera, lo dicono anche autorevoli riviste geopolitiche. L'Imes, quando stacca proprio una parte del centro-nord e dice che quella è l'Italia a trazione, a stampo germanico, e tutti gli altri vadano a quel paese, cioè voglio dire, già è di fatto, ci credono, che poi istituzionalmente o per motivi economici, per non perdere un mercato interno, magari non si dice, però ci credono. Correva l'anno 1993, ormai sembra archeologia, e un signore piuttosto sveglio di nome Silvio Berlusconi affrontava un terreno per lui relativamente nuovo, anche se certo la politica non è che non la conosceva, ma con piglio di conquistatore, insomma, partendo da un presupposto che secondo me è abbastanza attuale oggi, perché se ci ricordiamo la proposta elettorale, che poi risultò vincente anche con buon margine, non era una proposta elettorale unitaria. Sì, Berlusconi ha fondato Forza Italia, benissimo, col tricolore nel simbolo, e siamo d'accordo, ma lui ha fatto un'alleanza a geometria variabile, creando 2 poli, te lo ricordi?
il polo della libertà, che era da Firenze in su o dall'Emilia in su, con la Lega in particolare, perché una parte di quella che chiamiamo Italia aveva più che altro l'elemento della libertà, nel senso libertà di impresa, libertà di muoversi nel mondo, insomma pensava di avere le forze, le spalle larghe per confrontarsi con il resto dell'Europa già allora. Libertà al sud non significa niente, perché una realtà di bisogno materiale non cerca la libertà, cerca un pezzo di pane sostanzialmente, cerca l'assistenzialismo statalista. E allora questa realtà Berlusconi trovò perfettamente i partner giusti, che certo non potevano essere la Lega di Bossi, ma l'ex Movimento Sociale, riverniciato per l'occasione sotto forma di Alleanza Nazionale, che è un partito che tra l'altro al sud è sempre andato abbastanza bene tradizionalmente, e che punta su una presenza, una forza dello Stato in tutto il tessuto economico, insomma. E ha vinto, cioè ha vinto sulla base di 2 Italie, non di una. Ora, al di là di tutto, credo che il partito nazionale, appunto, che aspiri a giocare un po' il ruolo di protagonista di una nuova Forza Italia, che si era chiamata, se ti ricordi, il Partito Liberale di Massa, laddove la tradizione liberale in Italia non ha mai avuto una grandissima fortuna, insomma, però proprio per questo l'ambizione c'era. E allora fate una bella cosa, presentatevi nella parte del centro-sud con una dimensione adatta al contesto, e nel centro-nord vedete un po', insomma, anche lì sarà una realtà diversa, perché altrimenti ci verrà fuori un vestito che è una taglia media, che non va né al muscoloso che abita al nord né allo striminzito che abita al sud. Non va bene per nessuno. Almeno ce ne vogliono 2 di abiti sartoriali, in un certo senso. Di questo paragone storico ti trova d'accordo o è una forzatura? No, non è una forzatura. Stavo pensando una cosa, cioè basta noi se mettiamo a confronto il PIL della Sicilia con il PIL della Lombardia, noi vediamo che il PIL della Lombardia è 4 volte più quello della Sicilia. Quindi andiamo intorno ai 300 e passa miliardi, che è quasi il PIL di una piccola nazione. Ma se poi sommi il PIL della Lombardia con quello del Veneto e dell'Emilia Romagna, abbiamo il PIL, che so io, del Belgio, della Danimarca, insomma, cioè, non indifferente. Quindi, l'ho sempre detto, è chiaro che ormai c'è questa disparità e qualsiasi intervento sarà rivolto a questo, diciamo, carro trainante dell'economia. E noi saremo sempre lì ad arrancare, a cercare l'assistenzialismo, le briciole che ci vengono date, e per giunta poi passare per dei parassiti. Quindi il mondo sicilianista deve avere, è chiaro una cosa, questo qua, che prima di parlare di autodeterminazione, eccetera, bisogna almeno portare il PIL a circa 5 volte quello attuale, perché altrimenti saremo sempre in balia di niente. Cioè, le autostrade non ce le abbiamo e continueremo a non averle. È inutile che si dica l'IRPEF al 20%, eccetera. Non lo puoi con un PIL di 87 miliardi, non puoi scendere le tasse se vuoi mantenere il minimo che c'è. Poi soprattutto uno Stato che ha altre spese, la difesa, le rappresentanze diplomatiche e quant'altro.
mi voglio ricollegare a quel discorso che facevi, sedersi a un tavolo. Questa è una cosa che bisognerebbe fare, ma bisogna avere una forza politica non indifferente per poter sedersi ad un tavolo, perché si dovrebbe puntare a questo. È inutile parlare dello statuto, eccetera, bisognerebbe puntare a questo. Prendiamo atto che esistano più Italie, cioè che comunque la Sicilia comunque geograficamente è qualcosa a sé stante, anche se io personalmente ci vedrei anche una piccola pezzettino di Calabria fa parte della Sicilia, quantomeno negoziare lo status di nazione costitutiva, come sono le Faroe. Cioè, io porto sempre questo esempio, come la Groenlandia con le Faroe per la Danimarca, come la Scozia o Galles con il Regno Unito, però quello che calza sono le Faroe e la Groenlandia, le quali, nonostante che la Danimarca faccia parte dell'Unione Europea, loro non fanno parte dell'Unione Europea, per cui tutte le decisioni e tutte le briglie messe dall'Unione Europea in queste terre non sono applicabili e quindi si liberi. Cioè, quindi raggiungere questo significherebbe non avere più, per esempio, sottostare alle quote latte, alle quote pesca, eccetera. Anzi, per fare ore possono fare una piccola politica estera, avendo una propria guardia costiera. Certo, negoziare questo penso che sia più fattibile, tra virgolette, avendo una grossa forza dietro, che non direttamente l'indipendenza come viene auspicata da qualcuno. Spero che in qualche modo, anche solo per contraddirle, per smentire il nostro punto di vista, per dire che non abbiamo capito niente, che ci mancano troppi elementi, magari qualche risposta arrivi, se vogliamo. Di sicuro tu facevi esempi di altre nazioni, a me è venuto in mente il processo di riunificazione delle due Germanie, che, lo sappiamo bene, non è partito da una posizione di parità, perché era assolutamente inconcepibile nel momento in cui nel 90-91, con una volontà tra l'altro reciproca, nessuno criticava questo processo, credo che tutti volessero ritornare ad essere una Germania unica. Però, detto questo, le condizioni di economie diverse erano talmente lontane che ci voleva una buona volontà da parte del soggetto più forte. Ora, tu, citando il Gattopardo e non solo, dicevi il siciliano si crede un dio e poi si pensa di essere una pezza da piedi. Beh, in questo caso ci vuole veramente un bagno di umiltà. Poi si può dire che ancora in Piemonte stanno facendo i soldi con il bottino rubato 160 anni fa al sud. Può darsi. Certo, sto bottino era molto durevole. Però, signori, lasciamo perdere questo discorso. Andiamo a dire che nel dopoguerra la ricostruzione post-bellica, dove tra l'altro il nord era stato sede di scontri e distruzioni con la linea gotica e compagnia bella fino all'ultimo giorno. Il sud è passata, diciamo così, la guerra, ma a livello territoriale è stato meno martoriato. È stato il boom economico, è stata la voglia, è stato tutte le braccia di siciliani e meridionali che sono andati là. Mettiamola come vi pare, ma di fatto oggi il tessuto produttivo di economia, l'agricoltura forse anche, ma sicuramente l'industria e ancora più i servizi, le economie più avanzate, cioè sta tutto lì. È così. Se quella parte della cosiddetta Italia vuole dare una mano in senso costruttivo e non assistenziale per tirarsi dentro e creare un'Italia che somigli almeno come omogeneità interna a quella che è oggi la Germania, dove credo che non si veda più una
questa originaria distinzione, hanno usato bene questi 30 anni per ricostituire un'omogeneità. O questo è un progetto che si può condividere, ma che chiaramente non parte da una condizione di parità. No, non è una condizione di parità, ma è una condizione di necessità di aiutare la parte. Forse mi è venuto in mente che chissà se, poi ce lo spiegherà il signor De Luca, il nome un po' strano, insomma, di questa sua proposta, Sud chiama Nord, non lo so se il significato è questo, però una assonanza c'è. Se si vuole che l'Italia sia tutt'una, il Nord deve fare la sua parte, c'è poco da dire. Se no non si Ma il Nord non ci sente da questo orecchio, perché continuano a dirci che siamo spreconi, che per certi versi potrebbe anche essere, cioè io non lo so, io non riesco a capire se per esempio i fondi europei di sviluppo agricolo, cioè, poi dobbiamo restituire soldi, certo c'è qualcosa che ti lascia un pochettino da pensare, e non penso che non ci siano elementi per poter fare dei progetti, eccetera. Bisogna contrastare tutto quello che è il marcio e dare, diciamo, forza e valore alle iniziative reali. Cioè, siamo al centro del Mediterraneo e si potrebbero fare delle cose meravigliose, centro di ricerca del Mediterraneo, cioè, le 3 università, 4 università, mettersi d'accordo e fare appunto ricerca dalla medicina alla fisica, all'astrologia, e creare e far venire persone dal punto di vista turistico, dal punto di vista agroalimentare, ma anche dell'energia. Ma energia però non che ti devono pagare per abbandonare i campi. È un mio pallino, dico, le rinnovabili si devono fare dove già è antropizzato, quindi i tetti delle case, lungo il serpentone delle autostrade, delle strade. Cioè, voglio dire, potrebbe essere anche hub per tutte le merci che attraversano, cioè entrano da Suez, abbattendo, che so io, un porto franco fin quando sono immagazzinate queste, e quindi avere questo pungolo, i vari armatori a dare cioè a utilizzare i porti. Dobbiamo essere noi stessi, cioè non è inutile estendere la mano, Sud chiama Nord, per stendere la mano e fammi l'elemosina. No, io manco la mano stendo, però permettimi e mettimi nelle condizioni di poter crescere, perché io sono convinto che se cambiamo un pochettino il nostro atteggiamento, si invertirebbero anche il modo con cui ci percepiscono all'esterno. Ultimi 2 punti che c'erano nella nostra scaletta di oggi. Non si può non fare un passaggio, anche perché tu parlavi di ricerca, di attività all'avanguardia, insomma, e di rapporto con la scienza e via di seguito. Questa è stata la settimana nella quale un organismo teoricamente autonomo, indipendente e di autoregolamentazione di una delle professioni più importanti per la vita di tutti noi, che è la professione del medico, ha straordinariamente un provvedimento che non capita spesso, e tra l'altro non è neanche capitato nei confronti di suoi membri condannati in via definitiva per omicidio nell'esercizio della professione, omicidio nei confronti di pazienti, però rimane ancora appunto iscritto all'albo dei medici il condannato per omicidio.
Una dottoressa che non è stata accusata di niente di così grave, invece è stata espulsa. Parliamo della dottoressa Barbara Balanzoni nel contesto dell'Ordine dei Medici del Veneto. Potremmo dire che è un qualcosa di anomalo e che riguarda quello specifico organo, ma sappiamo che non è così, perché nel contesto nazionale abbiamo avuto una realtà costellata e distribuita uniformemente di medici sospesi, e quindi siamo sempre lì, voglio dire. La questione riguarda uno strano nodo logico, se vogliamo, che è il rapporto tra l'esercizio dell'attività del medico e le direttive, in qualche modo, che arrivano dall'ambito governativo, e parliamo della campagna vaccinale in particolare. Laddove però si è creata una strana contraddizione, dove chi, come la dottoressa Balanzoni, si è mostrata non diligente nell'applicare le direttive del governo, è stata espulsa come se avesse commesso un reato, appunto. Chi invece, applicando queste direttive, poi ha registrato qualche problematica, le cosiddetti effetti avversi, per cui tra l'altro lo stesso governo mette su anche un fondo per il risarcimento delle vittime, però e quindi chiamava in causa queste direttive, si è sentito rispondere a suo tempo che queste direttive non erano vincolanti, erano solo così una sorta di indicazione non perentoria. Ora, qui non si capisce più dove si va in questo senso. Io personalmente trovo che si stia tirando molto la corda dal punto di vista della decenza e della dignità del ruolo di medico in quanto tale. E non è più solo una questione di tipo politico, ma viene ad utilizzare il ruolo dell'organo di controllo, appunto ordine di medico, controllo e tutela, come una sorta di braccio armato che esegue delle sentenze decise in ambito politico, chiaramente con l'intento di intimidire tutto l'ambito del mondo dei medici, perché se ne colpisce uno per educarne tutti gli altri, no? Quindi il momento è questo. Chiaro che poi ci saranno i ricorsi e tutte queste cose che hanno i loro tempi, ma qui parliamo di tempi stretti, perché ora sappiamo già che col finire dell'autunno ci aspettano con la siringa in mano, perché se no al solito non saremo dei bravi cittadini. Quindi le questioni sono molto attuali e urgenti in un certo senso. Io esprimo il mio parere e invito Salvatore a esprimere il tuo. Per quanto mi riguarda, se mi rivolgo a un professionista di qualsiasi ramo, in particolare quello della medicina, vorrei avere di fronte una persona che è preparata e che sta applicando la propria capacità, la propria esperienza per prendere delle decisioni. Nel particolare, se dovessi rivolgermi a te in quanto persona preparata nell'ambito del campo che riguarda le costruzioni e come far stare in piedi una casa, vorrei che tu mi rispondessi per quello che sai, non per come ti ha detto possibilmente un diplomato in alberghiero che è stato fatto ministro dei lavori pubblici, perché non è lui che dovrebbe decidere cosa dovresti dirmi tu. Allo stesso modo, se io vengo a sapere che un medico al quale dovrei chiedere un parere sulla mia salute in realtà non sta rispondendo per quello che sa e per quello che pensa, ma per quello che è costretto a dire da parte di qualcun altro che medico non è, perché faceva possibilmente l'assessore all'urbanistica nel comune di Cosenza, ossia il signor ministro Speranza, non vi arrabbiate, io non mi fido. Non posso dire ho a posto le raccomandazioni, le prescrizioni sono giuste. Non sento di aver parlato con un medico in pratica, se le cose stanno così, ma solo un passacarte che poverino, perché deve campare la famiglia e si fa ripetitore di cose venute da altrove. Quindi per me
o i medici si mettono su una strada di riconquista di uno spazio di sovranità del loro ruolo, della loro professione, oppure in qualche modo dovremo andarci a cercare degli altri medici, non so. Così la vedo io. Salvatore. E allora, secondo me, il detto che il medico deve agire in scienza e coscienza. La linea guida dovrebbe essere questa. Certo, il fatto delle sospensioni, eccetera, senza un fatto grave è una forzatura. Questo secondo me. Tra l'altro, come dicevi tu, come finisce l'estate, torneranno le mascherine, torneranno a minacciarci di chiusure, eccetera. Anche perché, sai, i 2 anni che sono passati non è che lasciano la situazione tale e quale a quella che ci ha trovato un po' così spaesati e ingenui nel marzo del 2020, che dalla parte governativa, ormai io non posso più dire medica, ma dalla parte politica possa arrivare una nuova sfilza o arriverà una nuova sfilza di imposizioni, eccetera, eccetera, questo ci sta. Bisogna vedere quali saranno le reazioni della cittadinanza, insomma, dei cosiddetti pazienti, perché nel frattempo, insomma, qualche anticorpo alla cieca fiducia, che era giusta, la cieca fiducia è giusta quando è ben riposta, ma se invece si rivela in gran parte o in certi casi in particolare deleteria, poi ciascuno mette i remi in barca e non va più in quella direzione così con entusiasmo. Voglio dire, potrebbe essere un po' più complicato riprendere il discorso dopo che sono venute fuori tutta una serie di cose. Ecco, questo intendo dire. In tutto ciò io dico ai medici, decidano loro che cosa vogliono fare, da che parte vogliono stare. Ed è assurdo dover dire una cosa del genere, perché non stiamo parlando di una guerra. Teoricamente i medici sanno da che parte dovrebbero stare. Mi chiedo se se lo ricordino, diciamo, nella maniera più chiara, oppure facciano finta di dimenticarselo, non so. Questo qua dipende dalla coscienza personale. No, ma anche perché tra colleghi stessi, no? Perché nel momento in cui si viene ad essere messi in condizione di non poter lavorare e succede a uno e potrebbe succedere anche all'altro, è chiaro che l'altro deve decidere se non lo riguarda in qualche modo, oppure, come le famose battaglie sindacali, se si sta parlando di una tutela del settore in qualche modo, perché se no li pigliano a uno, come si dice, come è stato anche per gli insegnanti demansionati, no? Come se fosse il problema del singolo. Dice, ma tu hai lasciato la macchina in doppia fila, tu ti prendi la multa, che c'entrano gli altri colleghi? Non è esattamente un fatto quindi in questo senso si guardassero anche un po' tra di loro dicendo, ma io da chi sono circondato? Le persone con cui lavoro tutti i giorni fianco a fianco nella struttura, possibilmente in ospedale, sono miei effettivamente colleghi oppure sono qualcos'altro? E comunque questo lo vedremo. Penso che questa notizia questo fatto non resterà inascoltato, avrà sicuramente delle ripercussioni e noi siamo qui a vedere un po' come si evolverà. Ultimo argomento prima di salutarci, Salvatore, perché noi sappiamo che abbiamo il pallino, soprattutto tu, io ti vengo dietro per quello che posso, con passione ma anche con i miei limiti nel campo della geopolitica, e abbiamo una bella guerra in corso, siamo tutti lì a guardare che succede, chi vince e chi perde, sperando sempre che non ci arrivi troppo vicina. Ma questa Svezia e Finlandia entrano nella NATO, Putin non sembra più di tanto colpito da questo fatto, come si dice. Se lo scopo era quello di farlo uscire dalla grazia del Signore, diciamo, no? Non so, qual è il tuo aggiornamento su questa settimana, insomma?
aggiornamenti è tutto relativo, perché qua ormai l'informazione è a senso unico, per cui non è che... Io so soltanto che lui ha detto va bene, voglio andare alla NATO, ok, però poi non si lamentino se io schiero al confine, insomma, anche i missili a lunga gittata intercontinentali. Certo, ancora non sappiamo a che fine, come si evolverà questa vicenda. La cosa più sarebbe Kaliningrad, l'extraclave, che un pochettino potrebbe portare a qualche complicazione della faccenda. Però sinceramente non saprei. Io rimango sempre un pochettino sconcertato, perché due paesi neutrali non avevano mai avuto, tranne poi quando è stata la guerra russo-finlandese a cavallo della seconda guerra mondiale, lì, non hanno avuto problemi. C'era questo motivo di abbandonare la neutralità, che tra l'altro le esercitazioni con la NATO le facevano lo stesso. Quindi non lo so, staremo a vedere. Me preoccupano altre cose che magari si lasciano scappare, 8.000 soldati nostri pronti ad andare dove poi non si sa. Chi dice a rafforzare il fronte est le frontiere a est della NATO, ma fin quando è solo rafforzare, vabbè, è nella routine delle cose, delle esercitazioni. Questo battaglione, questo personale di rinforzo americano che giunge in Italia, cioè, si lascia un pochettino perplessi. Cioè, l'unica cosa che io vedo è che passi per smorzare i toni e per ricomporre un pochettino la faccenda non se ne fanno. Si fanno passi che così uno che guarda dall'esterno quasi volutamente si vuole far degenerare la cosa. Poi, come ho scritto oggi pomeriggio, questo Occidente ha una strana uno strano modo di concepire la libertà, la democrazia, i diritti dei popoli. Cioè, a discrezione decide chi deve avere i diritti e chi non deve avere i diritti, chi può autodeterminarsi e chi non può autodeterminarsi. Ora, per far entrare questi due paesi, il resto neutrali, che non rischiavano nulla, almeno apparentemente, a farne le spese sono i poveri curdi. Vediamo un po'. Cioè, sono tutte delle cose che mi lasciano un pochettino proprio... Vedremo. Vedremo, come dici tu, vedremo anche soprattutto se questa declinazione veramente totalizzante, insomma, così proprio dell'anima e core, insomma, dell'atlantismo attualmente inteso, se varrà lo stesso dopo il passaggio elettorale in America, in cui pare che, insomma, è dato per assodato che saranno i repubblicani nella forma, diciamo, specifica dell'ex presidente Trump. Allora in quel caso i nostrani saranno sempre così zelanti nel dire ce lo chiede l'alleato americano, oppure in quel caso diventa quello brutto, quello dei razzisti, che bisogna abbattere le statue? Dipende, no? In realtà non è proprio così a senso unico. Ma noi siamo famosi per cambiare bandiera, no? L'abbiamo fatto sempre. Triplice alleanza, passiamo con l'intesa. Siamo alleati con i tedeschi e passiamo con gli alleati.
Vabbè, lasciamo stare, va. No, ma certo, nel caso specifico io ho l'impressione che più che all'America in generale si dichiari la propria totale devozione a una America quando questa ha in mano, diciamo, la gestione di quel paese, non all'America sempre e comunque, ma a quella che in qualche modo poi si rispecchia in questa forma globalista di cui Certo, oggi certo, si parla. perché quando c'era quell'altro veniva attaccato anche dai nostri mezzi di informazione e quindi certo, certo è una certa America, quella del nuovo ordine mondiale, come qualcuno lo chiama, e di cui l'Unione Europea è proprio un servo, e l'Italia ancora di più di questo modo di pensare del globalismo totale. E ne sta facendo le spese, e ne fa le spese e non si accorge, oppure se ne accorge ed è quello il piano. O l'una o l'altra, in ogni caso appunto le conseguenze mi pare che si stanno vedendo e quello che a me personalmente lascia un minimo di positività in più è che sarà anche perché non uso la televisione, ma a me più che la televisione interessa parlare con le persone e sentire il loro punto di vista anche espresso nei social. Come si dice, esiste un sano dibattito, se vogliamo, e non la monoliticità, insomma, la dimensione del pensiero unico riguardo proprio ai torti e alle ragioni del conflitto in corso. E credo che questo non fosse ciò che si voleva, no? Si voleva una posizione cosiddetta filo-ucraina o filo-NATO, o chiamala come ti pare, unanime e quindi altrettanto una condanna, un odio, una ostilità unanime verso la controparte. Mi pare che non stia andando esattamente così. Ecco, dico, questo è lo spiraglio che io vedo, cioè almeno c'è spazio per dire scusa, ma perché dovremmo fare questa cosa? C'è un motivo oppure se ne può fare a meno? Ecco. La mia preoccupazione è che si avvicinano le elezioni di medio termine in America e che c'è Biden che annaspa, cioè questa America, perché poi Biden rappresenta, diciamo, questo tipo di America. Non vorrei che per distogliere l'opinione pubblica ulteriormente dalle problematiche, eccetera, creano ulteriori danni fuori per magari far forza sull'unione nazionale, sull'unità nazionale, sulla minaccia che può venire da fuori. Comunque, vedremo. Siamo qui, Salvatore, e avremo modo di rendercene conto. Però intanto registriamo, diciamo, questo dato di fatto che dopo 3 mesi di guerra ancora insomma, la questione è tutt'altro che conclusa e tutte le campagne che sono state fatte su tutti i piani, i risultati si stentano a vedere, insomma. E tutte le prospettive vanno al contrario di quello che si era immaginato, sì, i propositi. Perché sì, di fatto la Russia è in default, ma intanto il rublo si rafforza, esporta lo stesso, c'ha da parte sua questo BRICS, quindi tutte queste nazioni emergenti che rappresentano una grossa fetta della popolazione mondiale. Quindi voglio dire, non è che sta soffrendo più di tanto, quelli che stiamo soffrendo siamo noi. Vediamo quanto ancora ci piace questa situazione. Stiamo godendo di questo privilegio. Bene, ci fermiamo qui per questa puntata. Speriamo come sempre di aver affrontato gli argomenti che tutto sommato
trovano il vostro interesse. Partecipate alla pagina al Facebook del nostro amico Ginaprelli in massa, animiamo il dibattito anche in quello spazio che dura per tutti i giorni. Insomma, lui spesso esterna i suoi pensieri liberi e legittimi, e quindi non è una pagina, è il mio profilo. il profilo, per carità, però insomma, come si dice, si può vedere anche un po' la dimensione anche di altri punti di vista che trovano quello spazio buono e da frequentare. Ci ho detto, chiudiamo la puntata di oggi, salutiamo tutti, ripetiamo la raccomandazione di iscrivervi al canale di Qui Sicilia, così ogni volta insomma automaticamente verrete informati e vi ricorderà che c'è il nostro nuovo video. E ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. A risentirci.